essere. Dopo i funerali di Stato di sabato anche Vicenza ha voluto salutare Vincenzo Licata, il 58enne camionista morto nel disastro. Commozione nella chiesa di Santa Bertille, le parole del parroco rivolte ai politici, ma è più una tragedia simile. Intanto sul crollo di Genova, reso pubblico dalla Guardia di Finanza un nuovo video del disastro, la commissione ministeriale continua la sua inchiesta e nel frattempo Autostrade si difende. È originaria di Moriago della Battaglia nel Trevigiano, l'81enne è trovata cadavere assieme al compagno nella loro casa in provincia di La Spezia, i corpi scoperti dopo settimane e tutte le piste aperte sulla tragedia. Mercoledì a Santa Maria di Sala l'addio a Maila Beccarello, la 37enne massacrata e uccisa a botte dal marito nella loro casa di Cavardere l'8 agosto scorso. La denuncia di un ragazzo italiano ma di origine africana è più volte rifiutato da 2 discoteche, il racconto, mi dicevano, gli stranieri non entrano. Da tempo chiedono ai governi un ripensamento, gli alpini tornano a chiedere il ripristino della leva obbligatoria per il bene dei ragazzi, dice il presidente nazionale. Il caldo intenso ha ripreso possesso del Veneto, oggi raggiunte nuovamente temperature roventi, 36 gradi è stata la massima segnalata a Gaiarine, nel Trevigiano da giovedì nuove perturbazioni. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antena 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli: sabato i funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte Morandi, tra questi anche Vincenzo Licata. Oggi a Vicenza nella chiesa di Santa Bertilla il rito più privato e commovente per l'ultimo saluto che i tanti amici di Vincenzo gli hanno voluto dare. Sentiamo. C'erano gli amici, tanti conoscenti, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco con la fascia tricolore, l'onorevole Petto ad accogliere nella chiesa di Santa Bertilla a Vicenza il feretro di Vincenzo Licata, il 58enne trasportatore vittima del crollo del ponte Morandi a Genova. Una cerimonia privata voluta dalla famiglia per consentire a chi aveva conosciuto Vincenzo di potergli dare l'addio prima del suo ultimo viaggio nella terra natale, la Sicilia. C'erano gli amici di sempre, degli alpini, dei cori e delle bande dove Vincenzo aveva suonato, la musica era da sempre la sua passione e la sua seconda famiglia, la banda che lui nel 2002 aveva con altri creato, noto in allegria di 2 ville, che oggi attonita lo ricorda. E tanti momenti di gioia e di condivisione potremmo più vivere con Vincenzo, a ricordare come pochi. Era un trascinatore proprio numero 1 per portare allievi, per portare nuovi musicisti, voleva sempre fare musiche nuove, lui si adattava a suonare qualsiasi strumento, è stato veramente un grande. Oggi siamo qua, purtroppo, per ricordarlo, però rimarrà sempre nel nostro cuore. Sgomenti ancora per quanto accaduto quel terribile 14 agosto. È una cosa impossibile, è una cosa... L'hai sentita, non voglio neanche crederci praticamente, perché non è giusto una cosa del genere. Mancherà? Certo che manca, ma non ne passa una vaida, manca sempre. La comunità si stringe, ha detto Don Simone, che ha ufficiato il rito, attorno alla moglie Filomena e ai figli Laura e Stefano. Non siete soli, qui le porte sono sempre aperte. E poi il levarsi di un monito. Mai più capitino questi disastri. Coloro che ci governano si diano da fare non a parole, ma coi fatti subito, affinché le nostre strade siano più sicure. Vincenzo, accompagnato dalle note a lui tanto care delle note in allegria e piemontesina, ha poi lasciato la chiesa di Santa Bertilla alla volta di Grotte, paese natale, ma già un ponte è stato lanciato, la speranza di organizzare in Sicilia, magari il prossimo anno, un grande concerto per ricordarlo. Alla cerimonia, come avete sentito, era presente anche il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, a manifestazione della vicinanza dell'amministrazione alla famiglia Licata. Il crollo del ponte Morandi, ha detto il sindaco, è sintomo che nel paese qualcosa non va. È un dolore
dolore nazionale ma anche vicentino, visto che abbiamo perso il concittadino Licata, e devo dire che purtroppo è stata una tragedia che ha colpito tutto il paese. Io rimango a disposizione della famiglia, spero di incontrarla presto, anzi ci siamo impegnati a vederci presto, andrò al loro ritorno a trovarli. Dopo il tempo del commiato da Vincenzo Licata non sfugge al primo cittadino il monito lanciato da Don Simone durante l'omelia, la richiesta di impegno alla classe politica di passare dalle parole ai fatti affinché tragedie simili non accadano più. Sicuramente che venga giù un ponte così importante è un segnale di un paese in difficoltà che deve investire di più sulle manutenzioni, perché poi ricordiamo ci sono i ponti, le strade, ma ci sono anche le scuole. Bisogna sorvegliare, bisogna vigilare, bisogna investire bene le risorse che si hanno, perché spesso non vengono investite bene. Purtroppo le risorse non bastano mai, sono anche poche, noi avremo 7 milioni di euro di investimenti che sono pochi, quindi abbiamo chiesto più disponibilità allo Stato che ci permetta di utilizzare gli avanzi di bilancio ad esempio per investire in manutenzioni, e spero che ci autorizzino a farlo, perché non è più il tempo dei risparmi ma è il tempo della sicurezza delle strutture, tutte, infrastrutture, scuole. Sul crollo di Genova ha reso pubblico un nuovo video del disastro, intanto la commissione ministeriale continua la sua inchiesta e Autostrade si difende, ma è un'altra giornata pessima in borsa per Atlanti, il titolo Benetton. Genova, Ponte Morandi, 14 agosto. Il consistente traffico lungo la struttura, il consueto via vai di veicoli, prima che improvvisamente l'inferno si manifesti sotto forma di un crollo incredibile. Sono le immagini di 3 telecamere private di sicurezza da angolazioni diverse, acquisite dalla Guardia di Finanza e rese pubbliche oggi. Gli attimi terribili del disastro quando la normalità si trasforma in tragedia, in pochi secondi. Ma anche immagini utili all'inchiesta, perché mostrano la strada che cede ai 2 lati della campata e il pilone che si spezza facendo collassare l'intera struttura. Combinate fra loro e incrociate con la versione fornita da alcuni testimoni oculari, farebbero instradare l'ipotesi investigativa sul cedimento degli stralli, i tiranti che reggevano la strada. Ma che la strada sia lunga lo dimostra quanto affermato nelle ultime ore dalla commissione ministeriale chiamata a far luce sul disastro e che parla di una serie di concause da esaminare. Più veloci invece gli effetti del braccio di ferro governo Autostrade sulla revoca della concessione e l'ipotesi di una nazionalizzazione proposta dal Movimento 5 Stelle, ma che vede la Lega molto più prudente. Atlantia, la holding del gruppo Benetton che controlla Autostrade, stamane è stata ammessa agli scambi di Piazza Affari cedendo oltre l'8% dopo un prolungamento dell'asta di preapertura, in quanto il titolo non riusciva a fare prezzo. Altra giornata nera, conseguenza pure delle polemiche sul cosiddetto decreto Salva Benetton votato nel 2008. Ma Autostrade ribadisce. Noi, e lo ripeto, nei confronti delle vittime, dei parenti delle vittime, gli amici, la società e la collettività sentiamo fortemente la nostra compassione, la nostra vicinanza, il nostro strazio nei loro confronti, ma non riteniamo ci siano le condizioni per assumersi la responsabilità per un evento che ancora deve essere indagato a fondo. E vi assicuro che io sono convinto che dalle indagini, come giusto che sia, emergerà quello che è veramente successo. Nel frattempo in procura a Genova si sta valutando se contestare i futuri responsabili da accertare, oltre al disastro colposo, l'omicidio colposo plurimo e l'attentato alla sicurezza dei trasporti, anche l'omicidio stradale colposo. Tutte le relazioni di cui sono a conoscenza erano relazioni che davano uno stato di salute buono del ponte. Però questo sarà oggetto ovviamente di verifiche, sarà oggetto di analisi della magistratura, di perizie, e questo sarà, penso, la prima priorità. E dopo quanto accaduto a Genova cresce la preoccupazione nelle città. Padova, Fede Contribuenti, ha segnalato alla Procura la condizione del ponte scaricatore al Bassanello, dove passa tra l'altro il tram.
È un anziano signore che lavora a pieno ritmo tutti i giorni il ponte scaricatore sul Bassanello. Costruito poco dopo la Prima Guerra Mondiale, ogni giorno sopporta il passaggio del normale traffico cittadino, oltre a reggere una doppia linea del tram. Preoccupati per la sua condizione i soci di Federcontribuenti. Questo e tutte le altre opere fatte oltre i 30-50 anni. Prendiamo questo, ma non come esempio, questo ha dei problemi. È nato per un ponte automobili e poi è diventato un ponte doppia linea di tram. 40 tonnellate a convoglio, sostiene l'associazione, che raddoppia e accade spesso quando due convogli si incrociano. Una sollecitazione continua che richiede attente verifiche dopo quanto è accaduto a Genova. Per questo è stata presentata una segnalazione alla Procura. Abbiamo fatto una segnalazione dettagliata soprattutto perché comunque questo ponte trasporta molte persone tutti i giorni. Ricordatevi che il bus che ci sta passando adesso alle spalle passa circa 500 volte al giorno d'andata e di ritorno. I politici e il governo sono degli esecutori, sono gli amministratori di una cosa comune che è nostra, che noi dobbiamo assolutamente monitorare affinché poi loro prendano i provvedimenti necessari. Cittadini, controllate l'invito, intanto si resta in attesa di un intervento. Ci aspettiamo che il Comune e la Regione prenda i provvedimenti, ovvero sia faccia un monitoraggio di tutte quelle che sono le strutture. Se nei giorni scorsi sono già iniziate, vogliamo che continuino non solo nel territorio cittadino, Padova è una città d'acque per cui è piena di ponti. Ci spostiamo nel veneziano. Mercoledì a Santa Maria di Sala l'addio a Maila Beccarello, la 37enne massacrata e uccisa di botte dal marito nella loro casa a Cavarzere l'8 agosto scorso. Il servizio. Si svolgeranno mercoledì prossimo, 22 agosto, a Santa Maria di Sala, i funerali di Maila Beccarello, la 37enne di Cavarzere, uccisa a botte dal marito la mattina dell'8 agosto scorso. Mercoledì alle 10:30 sarà a Don Paolo Cecchetto ad ufficiare i funerali. Il marito di Maila, Natalino Boscolo Zemello, 35 anni, ex pescatore di Chioggia, ora in carcere, in fase di interrogatorio aveva detto di averla solo schiaffeggiata e che poi lei sarebbe caduta nella doccia sbattendo inesorabilmente la testa. Versione invece smentita sia dal medico legale che ha effettuato l'autopsia sul corpo della povera Maila e così anche dalla successiva, l'ennesima, ricognizione dei carabinieri sul luogo del delitto. Il medico legale si è trovato di fronte a una donna sfigurata, massacrata di botte ovunque, al volto, al corpo, alle braccia, una violenza inaudita e scaturita al termine dell'ennesima lite. Nella casa del massacro, ovunque ancora drammaticamente visibili, le tracce di sangue di Maila, picchiata a morte con una brutalità inaudita, violenza che sarebbe iniziata fuori dall'abitazione per poi proseguire all'interno, dove Maila sarebbe morta dopo una lunga agonia con il marito che avrebbe portato successivamente nel cortile il suo corpo oramai privo di vita. La coppia si era trasferita a Cavarzere da poco. Lì, nell'abitazione presa in affitto in via Regina Margherita, l'uomo stava scontando gli arresti domiciliari 1 anno e 8 mesi per reati di cui si era reso responsabile in passato: estorsione e violenza privata. Continuiamo con la cronaca. Giallo per la morte di una coppia di anziani trovati cadavere dopo settimane nella loro abitazione. Il dramma a La Spezia, una delle vittime originaria del Trevigiano. 2 cadaveri a poca distanza l'uno dall'altro, 2 corpi in avanzato stato di decomposizione, complice il caldo, morti da settimane. È un documento di identità che ha fatto rimbalzare l'eco della tragedia da Levanto, provincia della Spezia in Liguria, alla Marca trevigiana. Perché uno dei corpi irriconoscibili trovati dai carabinieri in quella casa dopo l'allarme lanciato dai vicini apparterrebbe a Liliana Canet, 81 anni, da 2 decenni residente a Levanto, ma originaria di Moriago della Battaglia. Vicino al suo cadavere quello di Angelo Foglio, 77enne del posto, con il quale conviveva da tempo. Tanti dubbi su questo doppio dramma. Lo stato delle salme era tale da non riuscire a identificare lesioni o ferite esterne a un primo esame. L'abitazione senza segni di scasso. Un doppio malore fatale a poca distanza l'uno dall'altro? Un suicidio in coppia? O peggio, un omicidio-suicidio? Tutte le piste degli investigatori al momento sono aperte. Il racconto dei vicini parla di una coppia tranquilla che si vedeva spesso passeggiare nei dintorni, 2 vedovi che avevano deciso di trascorrere insieme i loro ultimi anni. Nonostante vivessero in centro, nessuno ha notato la loro assenza per giorni, finché il dubbio dei vicini si è trasformato in cruda realtà. Nelle prossime ore verrà fissato l'esame autoptico, l'unico a poter dare le prime risposte al giallo.
A Moriago intanto i carabinieri stanno cercando qualche parente o qualcuno che possa ricordare Liliana non solo per il riconoscimento ufficiale, ma anche per sapere qualcosa di più di questa 81enne trovata senza vita in una assolata mattina di agosto. Sei straniero in discoteca, non puoi entrare. Accade nel Trevigiano. Più di una volta un giovane di 21 anni, originario dell'Africa occidentale ma nato in Italia e residente nel Trevigiano, si è visto allontanare dal locale. Atteggiamenti questi che non hanno nessuna giustificazione. È nato in Italia, ma le sue origini sono dell'Africa occidentale. Vive da tantissimi anni nel Trevigiano. Ha 21 anni, una famiglia che gli vuole bene. Cordiale, sa quello che vuole, come tanti ragazzi della sua età, molti sogni nel cassetto. Ma quello che gli è accaduto più di una volta in 2 discoteche, uno nel Trevigiano e una nel litorale, lascia davvero l'amaro in bocca. Io e i miei amici volevamo andare in discoteca. Al controllo documenti, vabbè, ci sono i buttafuori e arrivo io. Praticamente sono rimasti lì, non so, un quarto d'ora a controllare i miei documenti e dopo un po' mi fanno: tu stasera non puoi entrare. Naturalmente la prima domanda che gli fai è perché, e gliel'ho chiesta. Loro la prima non si sono voltati dall'altra parte e non mi hanno risposto, non mi hanno dato risposta. La seconda è stata perché stasera gli stranieri non possono entrare. L'ultima volta è accaduto un paio di settimane fa. Un caso potrebbe essere considerato un errore, ma ripetuto in più occasioni diventa un fatto grave di intolleranza, dice. Prima di arrivare io avevo notato la fila di extracomunitari, sì, in disparte, ma anche con amici italiani. Infatti quella sera là sono rimasti fuori anche loro, non sarei rimasto solo fuori io. Sono stato fortunato più che altro perché anche i miei amici hanno insistito a farmi entrare, altrimenti io sarei rimasto fuori. Marco, così lo chiameremo per evitare di renderlo identificabile, dato il suo timore di eventuali reazioni, è giovane e con la testa sulle spalle. Non vuole fare denunce, ma segnalare questa situazione che ovviamente lo mette a disagio anche nei confronti degli amici. La cosa più triste che mi viene è quella, perché usciamo una sera tutti insieme, magari non ci troviamo da mesi, usciamo in una discoteca e i miei amici, magari perché vogliono rimanere con me, gli tocca rimanere fuori perché io non posso entrare. La sua considerazione rispetto a quanto gli è accaduto è chiara. Siamo nel 2018, io dico ok, tutto, c'è leggi qua, stranieri che arrivano con i barconi e così, poi adesso non voglio fare una roba di fasci di tutto, però se nella mia carta d'identità c'è scritto italiano, c'è scritto che sono nato in Italia, io dico, non so, forse una piccola garanzia potrei anche averla. Le parole della mamma sono piene di tristezza e amarezza. È molto difficile per il fatto che tuo figlio ti chiama e ti dice: mamma, non mi lasciano entrare perché sono straniero. Allora a un certo punto poi mi messaggia dopo un'ora, un'ora e mezza che magari è riuscito a entrare per gli amici, e però una mamma resta seduta nel letto fino a che tuo figlio ti richiama e ti dice: mamma, adesso sto uscendo, vengo a casa. Poi termina. E abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di tutti, perché altrimenti questo mondo sta già fallendo. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca, continuano le indagini per capire la dinamica dell'incidente avvenuto a Torre di Mosto in cui ha perso la vita una 14enne, sequestrato il cellulare della zia che era alla guida. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori per spiegare la sbandata a Torre di Mosto, costata la vita alla 14enne di origine rumena Sinziana Remina Todoran, anche quella che sua zia di 22 anni, alla guida dell'auto, possa essersi distratta con il cellulare, sequestrato su disposizione del PM. Dall'analisi dei dati, infatti, si potrà verificare se nel momento in cui l'auto è finita nel fossato, ribaltandosi più volte, fosse in uso o meno. La donna, che è stata successivamente ricoverata all'ospedale di San Donà di Piave non in gravi condizioni, è stata ascoltata dai carabinieri che stanno conducendo le indagini e per il momento, come atto dovuto, è indagata per omicidio colposo. L'incidente è avvenuto verso le 19 di sabato lungo via Staffolo, a qualche centinaio di metri dalla casa in cui la ragazzina viveva con la mamma, il patrigno e la zia che guidava l'auto.
La notizia della morte di Sinziana ha sconvolto la comunità. A Torre di Mosto, infatti, era arrivata poco più che bambina e si era subito fatta ben volere, imparando velocemente anche l'italiano. Tra i molti torresani che sono accorsi sabato sul luogo dell'incidente, c'è chi dice di aver visto la zia seduta a bordo della strada in preda alla disperazione e anche la mamma sopraggiunta poco dopo l'accaduto. Nel frattempo si continua a discutere della dinamica dell'incidente in relazione alla pericolosità della strada, la provinciale 57 Pradi Levada Ponte Crepaldo, che in via Staffolo presenta dei lunghi e rettilinei che spesso portano a correre e a non rispettare i limiti di velocità. Siamo alla vicenda Miteni. Movimenti e comitati No Fas annunciano un sit-in di 5 giorni davanti alla Procura di Vicenza, chiesta la chiusura dell'azienda e le dimissioni di chi non ha controllato. Tristino, Mamme No Fas sul piede di guerra. Da venerdì 24 a martedì 28 agosto il comitato delle Mamme No Fas con altri movimenti No Fas saranno in presidio notte e giorno davanti alla Procura di Vicenza. Obiettivo dare una scossa alle istituzioni affinché prendano una decisione sulla chiusura della Miteni e al contempo dare sostegno alla Procura in merito alle indagini. Comitati e movimenti che tornano a chiedere le dimissioni di tutti i responsabili che a loro dire non avrebbero fatto nulla per bloccare la vicenda ignorando il principio di precauzione. Chiesta infine la condanna dell'azienda, la bonifica del sito e il risarcimento dei danni provocati. Il caldo intenso ha ripreso possesso del Veneto, dove oggi si sono raggiunte nuovamente temperature roventi. 36 gradi è stata la massima segnalata a Gaierine nel Trevigiano, caldo su tutta la fascia nord-orientale con 34 gradi registrati in diverse località, e nel Veronese ad Illasi il termometro ha toccato il più 35, un clima rovente con una leggera ventilazione da est e tassi d'umidità meno alti di quelli dell'ultima fiammata africana, spiegano al centro ARPAV di Teolo. Il ritorno del caldo era del resto previsto, dato l'espandersi del campo anticiclonico sull'Italia del nord. Sono risalite anche le minime durante la notte, intorno al 20-21 gradi, complessivamente sia per le massime che per le minime si tratta, spiega l'ARPAV, di valori superiori di 3 gradi alla media del periodo. Un cambiamento della circolazione atteso da giovedì, quando sull'Italia dovrebbe affacciarsi una nuova perturbazione. Da tempo provocano i governi ad un ripensamento, gli alpini chiedono il ripristino della leva obbligatoria e stavolta un ministro apre la possibilità. Erano tempi non sospetti, quasi ad ogni presentazione della Dunata Nazionale Alpina il tema tornava alla ribalta, una leva obbligatoria per i giovani. E stavolta, a dare eco alla voce delle penne nere, è arrivato un tweet di Matteo Salvini, che non ha mai nascosto il suo favore a una nuova naia, certo, ma il tweet oggi arriva dal ministro Salvini. All'articolo 52 prevede ancora il servizio obbligatorio a difesa della patria. Noi chiediamo che questo articolo, come tutti gli altri, venga applicato fino in fondo. Per gli alpini tutto inizia da questo. In caserma, in ufficio, in un bosco, nella protezione civile, imbracciando un rastrello invece di un fucile, poco importa. Di certo però lontani dalla famiglia, sconnessi dal web, costretti a stare insieme. Una mini naia, parola d'alpino, pare essere necessaria. Significherebbe tornare a capire qualcosa di importante, soprattutto avere il concetto della identità che oggi manca. Da troppi anni, per esempio, non si fa neanche più educazione civica nelle scuole. Va capito, continua il presidente nazionale ANA, che oltre ai diritti esistono i doveri. Naturalmente la politica li interpellasse, avrebbero delle ipotesi di naia. Il buon esempio è quello che fa la sezione Montegrappa nella 6 giorni con i giovani, è quello di condividere insieme. Stare insieme vuol dire guardare in faccia chi ti è vicino, guardarlo sugli occhi, qualche volta anche discutere, però saper condividere insieme. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo su tutto il nostro territorio, ma con i soliti disturbi sui monti. Nel dettaglio sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui rilievi, cielo sempre sereno o al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime comprese invece tra 30 e 35 gradi circa.
Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile, solamente con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno al massimo, con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 32 e 35 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con temporali soprattutto sui settori meridionali, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime comprese invece tra 29 e 33 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.